Grazie a Giotismati, grazie. Allora, ricollegandomi alle parole dell'avvocato, io dico che bisogna avere coraggio e quello che dicevo prima è cambiare la prospettiva della nostra vita proprio in virtù di quello che è stato detto. Dobbiamo imparare a sentire quello che abbiamo dentro e se sappiamo che una cosa è sbagliata, rifiutarla, semplicemente. Adesso diamo la parola al dottore Francesco Lombardini. Grazie a tutti. Io sono venuto a salutare un'amica. Ed ecco qua un altro compagno di lotta e in particolare un altro esperto di peso dell'anima. In effetti, io ringrazio Linda che è una cara amica e sono venuto qui a trovare un'amica e ne ho trovati tanti altri. Io sono un medico dei denti, quindi sono un odontoiatra e in questo momento sono sotto l'occhio del ciclone per via delle varie leggi che stanno facendo. Ma io nella mia pratica clinica ho fatto anche ricerca, quella stessa ricerca scientifica sulla quale si basano, tra virgolette, tutte quelle cose che oggi noi stiamo ascoltando dalla televisione. E la ricerca scientifica invece a me ha insegnato tantissime cose, ma io ne riporto 5 oggi. La prima cosa è la domanda. La prima cosa che mi ha insegnato la ricerca scientifica è avere dubbi e avere domande, mentre oggi ci sono certezze che sono immediate e questa cosa qui è una cosa che mi ha subito stonato. La seconda cosa è l'analisi critica dei dati. Noi dobbiamo fare, quando facciamo ricerca scientifica, dobbiamo fare un'analisi approfondita dei dati, un'analisi critica di tutte quelle che sono le varie voci in campo, mentre oggi ascoltano soltanto un certo canale di voci. La terza cosa è la libera informazione. Noi quando pubblichiamo un articolo scientifico dobbiamo elencare tutti i nostri conflitti di interesse e meno conflitti di interesse si hanno, più ha valore scientifico l'articolo che facciamo. Quelli che parlano in televisione hanno una lista lunghissima di conflitti di interesse, quindi per quello che mi riguarda non hanno evidenza scientifica. La quarta cosa è l'eticità. Noi dobbiamo presentare a un comitato etico tutto il lavoro che facciamo con tutte le sostanze, con tutte le tecniche, con tutte le terapie che dobbiamo utilizzare all'interno dello studio e tutte queste devono essere validate dal comitato etico e il comitato etico ci deve dire ci chiede sempre se sono dei farmaci che si possono utilizzare, che non creano danni, che non creano problemi, terapie che non creano problemi e oggi invece abbiamo tantissime evidenze che abbiamo di fronte un prodotto che non è scevro da problematiche. L'ultima cosa fondamentale è il tempo. Noi abbiamo bisogno di tempo per dare un'evidenza scientifica. Qui parliamo di 5-10 anni per un articolo semplice e poi ci vogliono anche le revisioni sistematiche della letteratura su quello stesso argomento. Quindi diciamo che questa qui è tutta quella parte della scienza medica che mi ha insegnato tantissime cose, ma la medicina non è soltanto una scienza, la medicina è un'arte. Noi vediamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice già dal 1948 che la salute è un equilibrio tra le parti fisiche, psichiche, sociali, relazionali e spirituali dell'individuo e non soltanto l'assenza di malattia. E quindi questa cosa qui è quello che raggruppa insieme tutta quella che è l'arte medica. Però oggi io mi trovo di fronte a una legge, purtroppo, e quindi rispetto a quello che io ho studiato e quello che io ho vissuto, quello che mi vogliono obbligare a fare non lo vorrei fare. Quindi cambio di prospettiva. Mi è piaciuto molto l'intervento dell'avvocato prima, quando diceva che noi di fronte a una difficoltà dobbiamo cambiare una prospettiva e quindi io non sottosto a questo obbligo, ma creo qualcosa di nuovo. Voglio creare qualcosa di nuovo che si fondi su quello che io ho studiato, quello che ho imparato e quello che la ricerca scientifica e l'arte medica mi ha insegnato, che abbia l'eticità, che abbia il tempo giusto, che abbia la libera informazione, che abbia un'analisi critica dei dati e che si fondi fondamentalmente sulla domanda. Io ho creato vari gruppi nei quali medici e operatori sanitari si stanno confrontando
su queste tematiche e su tutte le tematiche, su tutte le arti mediche, perché il mio sogno, fin dall'inizio, da quando ho cominciato a studiare, è quello di riunire tutte le medicine sotto un unico cappello e non soltanto una medicina singola imposta dall'alto. E ho chiamato questo gruppo La medicina è una, non unica. E con questo vi saluto, grazie.